Dopo tanto girovagare ed essermi perso svariate volte, sono finalmente giunto sotto la quercia di Corva, una quercia secolare di circa 200 anni, alta più o meno 25 metri e parecchio difficile da trovare. Oggi ho voluto portarvi a vedere Azzano X e le sue frazioni, ma devo dire che sono rimasto un pochino infastidito dalla mancanza di indicazioni. Infatti mi sono perso molte volte per vedere poco alla fine, perché Azzano X ha una storia ricca e complessa, perché alla fine sono presenti reperti del Neolitico, se non sbaglio, comunque reperti preistorici a Fagnigola, che però non si sa dove siano questi siti dove hanno trovato i reperti. Ci sono state dominazioni romane, nel Medioevo c'è stato un certo movimento anche qui, ma al giorno d'oggi rimane veramente poco. Anche le chiese sono state ricostruite, rimodernate, ristrutturate e in generale c'è, ripeto, molto meno da vedere di quanto mi aspettassi. Quello che c'è è bello assolutamente, però mi aspettavo di più. In compenso questa quercia è veramente bella. Ho dovuto fermarmi in un bar per farmi dire dove diavolo fosse, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Niente, spero che alla fine anche questo video vi sia piaciuto. Io da qui, da sotto questa magnifica quercia, vi lascio. Ciao!